Bene, buon pomeriggio, ben ritrovati a Succede alle 31, l'approfondimento di Eraldo settimanale del mercoledì con i temi di politica, attualità, società e quant'altro. Oggi siamo di nuovo qui a parlare di temi legati alla politica internazionale, ma non solo, parleremo ovviamente anche d'Italia, di Veneto e di Verona. Lo faremo con due amici, colleghi, giornalisti. Lo faremo innanzitutto con Mario Alberto Marchi. Ciao Mario, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buonasera, grazie dell'invito, ben lieto di essere qua con voi. Siamo noi a ringraziare te per essere qui con noi quest'oggi. Avremo più tardi anche Francesco Barana, si collegherà fra qualche minuto, quindi intanto iniziamo a parlare noi dei principali temi, poi ovviamente appena Francesco Barana del Corriere ci raggiungerà, lo coinvolgeremo nelle nostre discussioni. Volentieri. Mario, ovviamente il tema, come quello di una settimana fa, non può che partire dalle elezioni americane, perché a distanza di una settimana, per quanto nel frattempo sia stato, come dire, ufficializzata la vittoria di Biden, in realtà poi ancora tutto è in discussione, soprattutto per quanto riguarda i ricorsi che il presidente uscente Donald Trump ha in mente di portare avanti, e comunque con un atteggiamento anche a livello di comunicazione attraverso i suoi tweet, le sue dichiarazioni pubbliche, sicuramente non di apertura nei confronti del neoeletto Biden. Certo, ma la situazione è bizzarra. È bizzarra perché da un lato c'è tutto un mondo che sta riconoscendo la vittoria di Biden e già sta dialogando con lui in realtà. Una cosa che è dell'incredibile. E l'unica resistenza a questo punto è la resistenza interna americana, perché addirittura paesi che avrebbero sicuramente preferito la vittoria di Trump stanno in realtà salutando Biden, lo stanno accogliendo, si stanno augurando di poter avere rapporti con lui. È una situazione veramente surreale questa. E oltretutto, secondo me, non si capisce bene dove possa andare a parare tutto questo. Perché, come dicevamo prima io e te, off the line, in realtà i margini di voti discussi e discutibili sono davvero ridicoli, cioè non giustificano nemmeno un'azione di questo genere. Non parliamo di milioni e milioni di voti da mettere in discussione. Innanzitutto questo. In secondo luogo, Trump non sta limitando a mettere in discussione i voti, dire facciamo una verifica in modo sobrio, ma anche acceso. Sta facendo molto di più. Lo vediamo in questi giorni, sta sostituendo ministri, sta facendo pressione su giudici, su corti. Non giustifica un'azione di questo genere. Quindi potrebbe anche essere plausibile pensare, come dire, a una volontà di accendere dei fuochi particolarmente importanti nell'opinione pubblica. Tuttavia mi viene da dire che gli Stati Uniti hanno una tradizione civile molto bella in questo senso, cioè una tradizione come dire, di grande confronto di idee, grande confronto civico, appunto di opinione pubblica. Ecco, forse siamo di fronte al primo tentativo di imporre la creazione di un'opinione pubblica. E non so quanto questo possa essere in linea con la cultura americana, sinceramente. Sì, è vero anche che comunque 70 milioni di persone hanno votato Trump e molti di loro, non tutti, stanno anche un po' appoggiando, anche con dichiarazioni bellicose sui social e non solo, quella che è l'azione di Trump. Sì, però mi domando... Certo, ma mi domando anche quanti di questi 70 milioni in realtà stiano già accogliendo la vittoria di Biden. Perché attenzione, noi da qui leggiamo la contrapposizione Trump-Biden secondo i nostri canoni, direi un pochettino eccessivamente ideologici, di contrapposizione destra e sinistra. Stiamo vivendo una situazione completamente differente. Voglio dire, il duo Biden-Harris non è un duo di sinistra, voglio dire. Assolutamente. Cioè, non scherziamo, ecco. Anche perché la sinistra dei democratici era già stata messa in un angolo con Sanders. Assolutamente. Pensiamo che in questa coppia Biden-Harris l'elemento più di sinistra è la Harris,
che di sinistra certamente non è, voglio dire. Cioè, ha tradizioni di grande rigore anche nella sua precedente, diciamo, professione, voglio dire, no? Di enorme rigore in questo senso. Per cui stiamo parlando veramente. Oggi ho visto una battuta che era molto carina, non mi ricordo più dove l'ho letta, dice: stiamo cercando di far passare la Harris come la nuova Martin Luther King. Ecco, in effetti, voglio dire, non scherziamo, siamo su tutt'altro piano. Di conseguenza mi domando anche, tra questi 70 milioni di votanti per Trump, quanti in realtà stiano già digerendo e, perché no, assimilando, metabolizzando la vittoria di Biden. Secondo me è questa la fetta alla quale non si fa tanto caso e che in realtà esiste e potrebbe iniziare tra un po' anche ad averne, scusate il francesismo, le scatole piene di Trump. Sì, sono d'accordo e comunque in generale è giusto, come quello che dici, di non valutare le faccende americane con la logica e col modo di pensare europeo, perché sono modi completamente differenti, seppur magari uno figlio dell'altro, però sappiamo che gli Stati Uniti hanno appunto logiche che noi facciamo fatica a volte anche a comprendere, no? Secondo te, fra l'altro, comunque Trump ha fatto 4 anni tutti da buttare, oppure comunque, considerato anche il fatto che 70 milioni lo hanno votato, fra cui anche una cospicua parte di popolazione, diciamo, di latinoamericani o di afroamericani, quindi evidentemente anche quella racconto, quella narrazione di un Trump razzista o comunque non, diciamo, un Trump filo-ariano, chiamiamolo così, evidentemente negli Stati Uniti non ha funzionato così tanto. Ma guarda, se i 4 anni di Trump fossero stati tutti da buttare, politicamente parlando, noi europei lo avremmo già buttato prima, ecco. Cosa che in realtà non abbiamo fatto. Sì, l'abbiamo criticato fortemente da sinistra, ci sono stati momenti di critica anche importante, però in realtà con gli Stati Uniti noi abbiamo continuato ad avere un rapporto assolutamente amichevole, ma non solo amichevole, di asse atlantico, voglio dire, inutile girarci intorno, l'asse atlantico c'è, esiste, insomma, l'Europa ha continuato ad avere i suoi rapporti lineari con gli Stati Uniti, commerciali, politici, eccetera. Per cui, insomma, voglio dire, è chiaro che lo Stati Uniti deve buttare. Ci sono anche dei dati economici più che dignitosi per certi versi, anche se in realtà non parlerei, come hanno fatto molti, diciamo, i super trampiani, di miracolo economico e di grande rinascita dell'economia americana. Attenzione, sì, si sono ubriacati con i dati dell'ultimo trimestre, ma si è trattato di un rimbalzo che in realtà abbiamo vissuto addirittura anche noi in Italia, che noi in Italia abbiamo avuto un rimbalzo in percentuale più alto di quello previsto dagli analisti, ma francamente dubito che nessuno si azzarderebbe mai a dire che Conte ha fatto il miracolo economico, ecco, tanto per dire. E poi ricordiamoci che oltretutto comunque il 2019 negli Stati Uniti ha avuto sì una valenza abbastanza positiva sul profilo economico, però malgrado la grande riduzione delle tasse sulle grandi imprese non c'è stato questa crescita così enorme, insomma, in termini economici negli Stati Uniti. Addirittura la questione dei dazi, che secondo Trump avrebbe dovuto portare a un incremento enorme del consumo del mercato interno, non ha portato a un'espansione del mercato interno, perché in realtà il mercato interno americano è anche quello un mercato ormai globalizzato, per cui privare il mercato americano di alcuni beni, di alcuni prodotti che venivano dall'estero e che ormai classicamente venivano ampiamente e serenamente consumati, ha portato semplicemente a consumare meno. Tutto qui. Certamente. Senti, però abbiamo intitolato questo incontro di questo pomeriggio In morte del sovranismo, no? Ispirati anche da un articolo di Francesco Barana che fra poco ci dovrebbe raggiungere. Lo abbiamo intitolato in questo modo anche perché comunque Trump in qualche modo rappresentava il baluardo di un certo modo di pensare alla politica, no? A cui si ispirano inevitabilmente personaggi come Bolsonaro in Brasile o Orban in Europa, o se vogliamo anche il nostro, fra virgolette, Salvini.
Cosa cambia a livello di politica internazionale nei rapporti con, tra l'altro ci sta raggiungendo proprio Francesco, a cui diamo il benvenuto. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Ciao. Ecco qua Francesco Barana. Termino la domanda per Mario, che poi rivolgerò anche a Francesco. Stavamo appunto, Francesco, nominando il tuo articolo in Morte del sovranismo. Dicevamo, cosa cambia adesso con le elezioni di Biden? Ripeto, al netto dei ricorsi che ovviamente trascineranno questa incertezza ancora per qualche tempo, però insomma noi dal 20 di gennaio cominciamo a ragionare come se ci fosse Biden alla Casa Bianca. Ma a mio avviso, guardi, la domanda è trumpismo, ovvero sovranismo, diciamo, legato poi all'immagine esemplare, simbolica di Trump, rimane o non rimane? Ecco, la domanda è questa. In realtà la questione non è se rimane l'espressione, cioè il trumpismo o il sovranismo. La questione è se rimangono le istanze che hanno portato al trumpismo e al sovranismo. E quelle certo che rimangono, assolutamente rimarranno. E anzi questo è un campo di prova, attenzione, molto importante, estremamente importante, per l'antitrumpismo e per l'antisovranismo, che dovrà dimostrare non di considerare quelle istanze come ormai perdenti e perdute e quindi da non valutare più, da non considerare più, ma dovrà invece dimostrare di saperle prendere tra le proprie mani e affrontarle semplicemente con una chiave diversa, con una chiave di intesa opposta. Ma quelle istanze lì, attenzione che ci sono e sono molto forti. Ecco, ad esempio, in questo senso, questo banco di prova sarà importantissimo per l'Europa. L'Europa, sotto Trump, è stata molto sollecitata a trovare delle formule politiche sue in risposta al sovranismo, ad esempio. Sovranismo ovviamente molto acceso anche qui nel nostro vecchio continente. Ecco, io non vorrei che andandosene Trump, andandosene questo simbolo forte del trumpismo e del sovranismo, l'Europa si sedesse un po', pensasse che quella roba lì è ormai andata, ormai archiviata e non c'è più tanto da reagire, perché sarebbe un errore enorme che costringerebbe l'Europa a rimanere un passo indietro rispetto alle necessità. Dopodiché vanno fatte anche delle forti differenze riguardo all'espressione sovranista. Non dimentichiamoci che in Europa, vuol dire, il simbolo del sovranismo più clamoroso e più classico è Orban. Attenzione, Orban è uno che ha fatto carte false per entrare nel PPE in Europa. Cioè, voglio dire, capite che c'è sovranismo e sovranismo. Ci sono i sovranismi, quelli da sbattere la testa contro il muro, e ci sono i sovranismi politicamente, non dico raffinati, ma furbacchioni, insomma, che sanno benissimo che si può fare i sovranisti ottenendo qualcosa se ci si siede a tavola con i non sovranisti. Sì, c'è da dire, poi lascio la parola a Francesco ovviamente, che Orban in particolare ha capito bene che l'Ungheria senza l'Europa non andrebbe da nessuna parte. Fiumi di denaro, fiumi di soldi. Infatti, dall'altra parte però gli impegni che l'Europa chiede agli Stati membri fa fatica a digerirli in qualche modo. Vedi ad esempio la ridistribuzione degli immigrati in base al Trattato di Dublino. Quindi è per lui complicato, però insomma sta gestendo tutto in maniera, come dire, piuttosto autoritaria, con anche forti limitazioni di alcune libertà, e quindi insomma lì c'è un pericolo a cui l'Europa deve guardare, secondo me, non solo in Ungheria ma anche in Polonia e in altri stati. Assolutamente. Ma io penso che Trump, il fenomeno trumpista, sia stato un fenomeno sopravvalutato fin dall'inizio, come con le debite proporzioni qua in Italia abbiamo sopravvalutato la Lega di Salvini, insomma il salvinismo. Ho detto con le debite proporzioni ovviamente perché Trump non è Salvini. Una parentesi sui sovranisti europei. Chiaramente noi, cioè nel mio articolo parlavo di sovranismo nei paesi occidentali, insomma, cioè non considero tale chiaramente la Turchia di Erdogan oppure l'Ungheria di Orban, anche se io quando vivevo a Bruxelles, lavoravo al Parlamento europeo, una battuta che girava era che Orban è sovranista quando è in Ungheria, quando arriva a Bruxelles, insomma, è sempre un po', no, quello che va
a Canossa, quindi dovremo sempre un po' distinguere dalla propaganda e anche dal gioco mediatico che viene fatto poi da quella che è la realtà, nel senso che Orban è nel PPE perché a lui fa gioco esserlo e al PPE fa gioco che Orban lo sia, ecco, quindi non vedo un pericolo nemmeno lì. Perché? Perché le istanze, secondo me, transnazionali, interdipendenti, quindi in Europa dell'Unione Europea, ma anche l'anti-isolazionismo degli Stati Uniti, che invece è stata la politica opposta a quella di Trump, no? Siano istanze, quelle dell'interdipendenza, della globalizzazione, che sono, che si voglia o meno, sono istanze che tutti devono accettare, cioè nessuno può davvero andare contro e cambiare un mondo che è globalista e dà la globalizzazione come caposaldo con il pilota automatico. Quindi per quello che io dico che Trump è stata un'anomalia, una parentesi, e queste elezioni ne segnano la fine, e credo che le istanze legittime della destra americana, dei conservatori, verranno prese da altre figure fra 4 anni. E il fatto che Trump stia facendo tutto questo casino, insomma, dimostra proprio che è debole, perché è l'alzare la voce del debole. Infatti chi è che si sta eccitando? I fan, la curva, non certamente poi chi veramente detiene i centri del potere. Adesso sopportiamo un po' questo cinema ancora per un paio di mesi e poi dopo inizierà la stagione di Biden, che è, attenzione, a mio avviso una stagione transitoria. Cioè Biden è un candidato che serviva a battere Trump. Fra 4 anni non credo che sarà lui ricandidato, e credo che anche nei repubblicani ci sarà una figura nuova. Ecco. Poi attenzione, secondo me quindi declinano le istanze del sovranismo e del trumpismo, non certamente quelle patriottiche della destra, che sono istanze legittime che troveranno altri modi di essere declinate, perché questo fa parte insomma della storia. Però nel 2020, e questo l'ha capito anche in Italia uno come Giancarlo Giorgetti della Lega, oggi come oggi, se tu vuoi governare, se tu vuoi stare nella stanza dei bottoni e governare i processi internazionali, devi avere una visione un pochettino più aperta, per quanto conservatrice. Ecco, secondo me questa parentesi, e non è un caso, secondo me, poi mi concludo, mi taccio, che uno come Boris Johnson, che al di là degli erroracci sul Covid, io considero tra virgolette sovranisti l'esponente più intelligente, anche se nato per formazione culturale, ha capito subito, è stato tra i primi a congratularsi con Biden. Questa è una cosa che secondo me non si è sottolineata abbastanza. Quindi ecco, secondo me anche lui ha capito un po' quegli errori che ha fatto con il Covid, e un po' da queste elezioni che forse sarà il caso un po' di rimodellarsi e rimodularsi. Sì, fra l'altro a proposito di Covid, sia Johnson sia Trump hanno preso il Covid, però quando ne sono usciti hanno avuto 2 atteggiamenti completamente diversi. Trump ha proseguito con il suo atteggiamento, se vogliamo, piuttosto arrogante. Basti pensare a quella scena in cui si toglie la mascherina quasi come un supereroe, che torna dopo pochi giorni dalla malattia e torna in campagna elettorale. Johnson ha riveduto un po' i suoi concetti di immunità di gregge e quant'altro. Poi, per carità, magari ha proseguito comunque sul solco già iniziato in precedenza, però un po' di atteggiamento cambiato l'abbiamo visto da Johnson. Già questo ti fa capire un po' la sua adattabilità maggiore rispetto ad altri leader sovranisti, chiamiamoli così. Sì, questo attiene, come giustamente prima accennava Francesco, attiene alle differenze culturali, insomma, voglio dire, no? Cioè, la politica britannica, insomma, ha un suo livello, no? Un suo livello indiscutibile, che Brexit, non Brexit, Johnson, non Johnson, ciuffo biondo, non... Abbiamo perso l'audio di Mario. Mario, non so se Francesco tu lo stai sentendo? No, non lo sento, no. No, ti abbiamo perso, non so come mai, vediamo se riusciamo... Eccolo Ci siamo qua. di nuovo, benissimo. Sì. Ecco, vi dicevo,
insomma, lì abbiamo una certa nobiltà d'animo culturale politica che non può essere messa in discussione e che farà sempre la differenza. Ecco, insomma, no? Cioè, siamo in Inghilterra, siamo in Gran Bretagna, dai, siamo i sudditi della regina, mica pizza e fichi, insomma, dai, diciamo la verità. Quindi la differenza fondamentale è quella. Riguardo quello che diceva, di cui parlava Francesco, che condivido in pieno, soltanto una cosa volevo dire. Mi auguro che le istanze che hanno portato al trumpismo vengano raccolte in questi 4 anni e vengano raccolte proprio da Biden, perché altrimenti, se Biden si identifica troppo nella figura di cerniera, di switching off, che porterà davvero alla prossima proposta politica tra 4 anni, rischiamo che in questi 4 anni qualche cosa salti per aria, che in questi 4 anni qualche malessere si radichi, diciamo, in modo inappropriato perché non trova risposta. Chiaramente non saranno più le risposte di Trump, saranno le risposte di Biden, ma mi auguro ci sia un marchio Biden, ecco, in questi 4 anni. Io su questa cosa che dici, Mario, vedevo, insomma, leggendo i giornali in questi giorni, che insomma, ma anche poi dalla campagna elettorale, che uno dei temi di Biden sarà comunque implementare l'Obamacare, insomma, comunque tutto il discorso sanitario. Perché? E questo è importante, perché con il Covid, perché io sostengo che il Covid abbia fatto un po' le pulci al sovranismo, perché essendo una pandemia sovranazionale, chiaramente, no? Perché non conosce frontiere. Un'emergenza, certo. Sì, e soprattutto, attenzione, i sovranisti da sempre hanno avuto come idea quella di far credere al popolo che loro erano per il popolo. Non entro nel merito se è così, se non è così, però nel momento che Trump, cioè negli Stati Uniti muoiono centinaia di migliaia di persone, dove tantissimi non hanno l'assicurazione sanitaria e dove lui voleva ridurre la riforma di Obama, che invece aveva aumentato gli assicurati a livello sanitario, cioè quindi pandemia, sistema sanitario, no? Voglio dire, ecco, questo è nato, siccome la destra da sempre negli Stati Uniti è liberista e lo è anche Trump, è inutile che questi sovranisti ci vengano a raccontare che sono per il popolo. Il liberismo è per le elite, insomma, io non sto dicendo il pensiero liberale che è un'altra cosa, parlo di liberismo. Quindi, siccome la pandemia ha fatto le pulci, ha svelato un po' questa ipocrisia, no? Cioè, perché poi quando il povero operaio, no, vede che non si può curare o che la sua compagna, sua mamma, suo papà non si possono curare, può arrivare tutta la propaganda del mondo a dirci che loro sono per il popolo, no? Tu questa ipocrisia tu la puoi mantenere con l'economia, perché magari una persona non ha ben chiaro chi davvero lo frega o no, ma quando ti muore qualcuno vicino, quando qualcuno vicino a te sta male. E quindi secondo me è per quello che sostengo che Trump sul Covid si è giocato una rielezione che sarebbe stata certa altrimenti, attenzione. Sì, guarda, io penso che qui ci sia, come hai detto tu, un elemento di economia molto importante che avrebbe potuto compensare la presenza critica dell'epidemia del Covid. Il problema vero è che in realtà l'economia, che per certi versi, come dicevamo prima, ha restituito anche dei dati interessanti negli Stati Uniti durante i 4 anni di Trump, ha però attuato una compressione della classe media. Quindi c'è stata molta più ricchezza tra chi doveva e poteva essere ricco e la classe media, che è quella che in realtà influenza di più l'opinione pubblica per certi versi, o comunque la influenza in modo più definito, si è compressa ed è diventata relativamente più povera. Di conseguenza ha compreso meglio le istanze delle classi inferiori e di fronte alla crisi Covid chiaramente le ha sentite più sue. Questo sicuramente. Dopodiché io sento dire in giro che Trump ha perso a causa del Covid, altrimenti non avrebbe perso. Attenzione, fermi tutti. Covid, quello che è successo, l'emergenza sanitaria, non è un meteorite, non è lo sbarco degli alieni. Stiamo parlando di una crisi profonda, importante, che grazie a Dio capita poche volte nell'arco delle generazioni, nella vita di noi stessi,
che tuttavia fa parte e deve far parte della capacità di gestione di chi governa la cosa pubblica. Chi governa la cosa pubblica deve essere pronto a governare anche un'emergenza di questa portata. È troppo facile governare bene la cosa pubblica con tutto che funziona. Quando arriva, scusate l'ennesimo francesismo, la sfiga, allora siamo tutti chiamati. Però Mario, Trump non l'ha di cosa stiamo capaci, ecco. Trump però non l'ha gestita benissimo, e nel momento che una pandemia ovviamente catalizza tutta l'attenzione sia mediatica che reale, è chiaro che ha fortemente inciso. Io più che altro prendo sempre un dato, i sondaggi, le indicazioni di voto prima del gennaio-febbraio del 2020, e insomma, se si fosse votato credo un anno fa, io credo che Trump avrebbe vinto. Poi non avremo mai la controprova, chiaramente. No, Francesco, ma su questo sono assolutamente d'accordo. Dico soltanto che Covid non può essere interpretato come un incidente arrivato perché la finestra era lasciata aperta. Assolutamente, no. Anzi, no. È una cosa politica, è un dato politico. Semplicemente questa volta ha invaso tutto il mondo, ma altrimenti... Ma infatti, scusa per Desto, quando qua in casa nostra in Italia abbiamo la Giorgia Meloni, che dichiara il giorno dopo, tra l'altro lei ha riconosciuto la vittoria di Biden, a differenza di Salvini, dicendo ma Trump ha perso solo per il Covid, ma non si è resa conto, e qua ha ragione Mario, non si è resa conto dell'autogol che ha fatto dicendo così, perché il Covid non è una sfiga, oppure è una cosa che è capitato, hai avuto tempo per gestirlo, hai dimostrato i limiti della tua politica, della tua ideologia, e quindi non hai perso solo, hai perso per il Covid, ma non solo per il Covid, no? Ecco, questo... No, esatto, hai perso perché il Covid ha dimostrato che non sei capace di governare, attenzione, governare la salute delle persone, la vita delle persone. Quello è il punto. Quando tu dimostri di non saper governare la vita dei tuoi concittadini e di quelli che ti hanno eletto, allora sì che casca l'asino. Ecco. Assolutamente. Ragazzi, li abbiamo nominati prima Giorgetti, Salvini, la Meloni. Veniamo a parlare quindi di casa nostra, di quello che ci sta succedendo in questi giorni, anche perché questo balletto dei colori delle regioni, che probabilmente finirà a breve, perché io credo che purtroppo finiremo un po' tutti in lockdown fra qualche giorno, è stato un tentativo, se vogliamo, da parte di Conte di condivisione, no, delle responsabilità di quello che sta succedendo con i governatori regionali. C'è chi comunque aveva in qualche modo fatto una bella figura ancora a suo tempo, parliamo di Zaia e di De Luca, soprattutto in vista delle regionali, però se vogliamo, soprattutto per quanto riguarda la campagna, c'è stato forse anche una gestione, se vogliamo, anche farlocca di certi dati, o comunque una non controllo con i tamponi della popolazione, dello stato vero della situazione del contagio. Per quanto riguarda Zaia, sicuramente è stato affiancato da Crisanti nella prima parte della pandemia, che ha tolto le castagne dal fuoco per tante situazioni. Adesso però siamo un po' tutti nella stessa melma, non so come la vedete voi. Comincia Francesco. Vedo che secondo me sì, come hai detto tu, insomma, i numeri non mentono, e quindi credo che si andrà, poi chiamalo lockdown light, strong, cioè mi sembra che stiamo parlando di mozzarelle e non di una pandemia, purtroppo, nel senso che poi alla fine fondamentalmente ci sarà comunque una chiusura quantomeno totale della vita sociale, non certamente quella lavorativa, produttiva e quant'altro. Però credo che anche sostanzialmente è vero che è un problema che riguarda tutta Europa, cioè l'Europa è un continente piccolo perché è un fazzoletto di mondo densamente popolato, no? E quindi secondo me noi qua in particolare abbiamo delle grosse difficoltà poi, indipendentemente dalle scelte governative, di gestire questi numeri. Io penso però che insomma, una cosa che mi sta un po' colpendo da quando è iniziata il dato politico, da quando è iniziata questa pandemia, che a me sta interessando molto, è come appunto le regioni
tu Ernesto hai citato Zaia, insomma, no? Ma anche De Luca è uno molto visibile, come le regioni stanno fondamentalmente prendendosi un'autonomia di fatto, no? Cioè, anche il fatto che adesso Zaia varerà comunque un'ordinanza domani, credo, no? Cioè, e il fatto che comunque spesso le regioni in questi mesi hanno superato o comunque molto condizionato le decisioni anche del governo, dall'idea di come oggi hai un'Italia che è spacchettata in più territori. Sul Veneto, io non so se Zaia poteva, insomma, vedo che il sistema sanitario veneto sta reggendo perché comunque è una delle poche regioni che in questi mesi quantomeno ha lavorato. Su Crisanti, ecco, io non vorrei neanche tanto sopravvalutarlo perché, ok, lui è stato sicuramente uno di quelli che è stato determinante nella prima ondata qua in Veneto, però lui è famoso per il tracciamento di Vo, che è un paesino di 1000 anime, voglio dire, cioè dopo non è che il metodo Crisanti possa per forza di cose essere moltiplicato magari in territori più grandi. Quindi ecco, io non vorrei neanche che si creassero poi questi semidei, questi personaggi, eccetera. Io credo che abbiamo un'Italia che è spacchettata perché ci sono territori che resistono meglio e territori che stanno affogando, ma senza parlare della Campania, dove non voglio, insomma, è lontana, non ci vivo e non lo so, però la Lombardia, che sembrava un modello e quant'altro, si sta sciogliendo come neve al sole, voglio dire, ecco, cioè, sia nella prima che nella seconda ondata. E posso capire che abbiano tanti casi per la densità di popolazione e per tanti altri mille motivi. È una regione che è pienamente nel continente europeo, però è vero anche che è stata una gestione sciagurata, secondo me, quindi è una pandemia che sul piano politico sta spacchettando l'Italia da un lato e anche spacchettando gli stessi partiti, perché se pensiamo che la Lombardia è leghista e anche il Veneto, ma vediamo che c'è Lega e Lega, ecco, no? Non so come Sì. dire, ecco, però questa è una digressione politica. Mario è collegato proprio da Milano, anzi da Cologno Monzese, quindi ci puoi anche tu raccontare ancora meglio quello che sta succedendo nella vicina Lombardia rispetto al nostro ma sì, parto con non un appunto, ma un seguito a quello che diceva Francesco. Sì, allora, secondo me sul piano delle autonomie si è vissuto un pasticcio formidabile, veramente formidabile. E io ancora adesso mi sto domandando quanto le regioni, come diceva Francesco, si sono prese l'autonomia e quanto in realtà il governo ad un certo punto, come dire, considerata la scivolosità mostruosa del tema che si stava trattando, abbia lasciato che le regioni si prendessero l'autonomia. Secondo me, ecco, forse sono entrate in campo entrambe le cose. Ecco. Le regioni ne hanno approfittato giustamente e hanno dimostrato, se sapevano quantomeno gestire l'autonomia, quell'autonomia che potevano gestire, alcune hanno dimostrato, secondo me, di non essere assolutamente in grado. Zero, di non essere in grado. Altre, secondo me, hanno dimostrato quantomeno di essere mature per chiederla l'autonomia, poi gestirla, insomma. Però perlomeno, ad esempio, il Veneto, secondo me, ecco, ha giocato una buona partita in questo senso, un'ottima partita. L'ha giocata in parte sulla sostanza, in parte l'ha giocata sulla capacità, come dire, di gestione dei rapporti, ecco, diciamo così. Anche ultimamente adesso con l'assegnazione dei colori cosiddetta, no? Abbiamo visto che ci sono state regioni, allora un po' tutte le regioni hanno raccontato delle colossali palle, cercando di ottenere il colore più favorevole, ecco. Però abbiamo visto che ci sono state regioni che hanno raccontato delle palle clamorose, veramente clamorose. A un certo momento si sono trovati con regioni, come mi sembra la Calabria, che 2 giorni prima hanno abbassato i ricoverati in terapia intensiva da 26 a 10, dicendo improvvisamente che secondo il loro personalissimo parametro erano da considerare soltanto gli intubati. Ecco. Altre regioni come il Veneto, che hanno ottenuto un incasellamento, sì, sui dati, ma anche poi, diciamo così, sulle promesse, sulle prospettive.
allora abbiamo letto, siamo riusciti a leggere il perché di questo rigore del governatore Zaia, ad esempio, rispetto ai medici di base, ai quali era stato detto di praticare i tamponi a tappeto, mentre ovunque altrove si è detto sì, va bene, adesso vedremo se i medici sono in grado o quant'altro. Improvvisamente Zaia ha preso in mano la situazione e ha detto calma, se non lo fanno li multo. E abbiamo capito perché a questo punto chiaramente lui ha blindato una situazione che è diventata, almeno teoricamente, garantita, una situazione di pratica dei tamponi, e che quindi ha potuto venderla, tra virgolette, al governo, facendoli rientrare in parametri positivi. Questa è gestione politica, ed è una gestione politica abile, non c'è alcun dubbio. Sulle due leghe, sì, verissimo, ci sono due leghe, Veneto e Lombardia, ma perché ci sono due ragioni? Ma perché ci sono due economie completamente differenti e di conseguenza anche delle istanze differenti anche nell'ambito dello stesso partito. Faccio un esempio, ne parlavo proprio oggi con un amico che collabora proprio con la Lega in Regione Lombardia. Qui ormai, soprattutto nel milanese, che è l'ombelico della Lombardia, si gioca tutto sull'economia dei servizi. Assolutamente, mentre invece in Veneto si gioca tutto sull'economia della manifattura nella piccola e media impresa. Qui anche la piccola e media impresa ormai è sempre più votata ai servizi. Di conseguenza anche chi rappresenta questo tipo di elettorato cambia un attimino la sua connotazione, ecco. Ma la trovo una cosa assolutamente naturale questa. Francesco, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti... No, io sì, una cosa che secondo me è sempre sulla gestione invece della pandemia, c'è una discrasia insomma tra diciamo le scelte di opportunità che sarebbero dovute essere fatte, cioè diciamo e c'è secondo me sia il governo che i governatori che i sindaci, ognuno per il suo ambito, stanno inseguendo il consenso per poi poter fare o un DPCM o un'ordinanza anziché anticipare il virus. Cioè ci sono certe decisioni che andavano fatte qualche settimana prima, e attenzione, quando noi diciamo l'ha fatto, ha ragione, ma l'ha fatto in ritardo, non stiamo dicendo un dettaglio, perché il virus, cioè 2 settimane, 3 possono essere determinanti. Ad esempio, adesso si parla di lockdown light, chiamiamolo light per differenziarlo da quello precedente, ma una scelta così l'aveva fatta secondo me qualche settimana fa, la divisione in zone dell'Italia l'aveva fatta un mese fa, quando iniziavano a esserci dei focolai dove tu potevi andarli a spegnere. Oggi obiettivamente mi sembra un po' che i buoi sono scappati, no? Ma perché allora, domandiamoci, si cerca di inseguire prima il consenso che la verità dei fatti, no? Perché? Perché in una democrazia, credo, si cerca, siccome sono scelte comunque dolorose, quelle delle chiusure, i governanti cercano di farle, non dico con il consenso del popolo, ma quantomeno con il minimo di senso possibile. Cosa sarebbe successo? Ricordate 3 settimane fa che solo a parlare di lockdown tutti impazzivano. Hanno mandato avanti come al solito il povero Ricciardi, che è l'avanguardista del governo, no? Quando c'è da dire qualcosa di scorbutico, di scomodo, mandano avanti lui. Si prende gli insulti, si prende i pomodori, ma intanto capisci che aveva avuto ragione. Lui fu quello ad anticipare il lockdown a febbraio, marzo, e è stato il primo a parlarne anche in questo caso. Perché? Perché è il solito giochetto, no? Mando avanti qualcuno, vediamo come si reagisce, poi si comincia ad arrivare qualche medico che dice, insomma, alla fine adesso siamo arrivati a un punto che si parla di lockdown, sì, la gente gli dispiace, gli dà fastidio, però comunque si è nell'ordine dell'accettazione, no? Però purtroppo, quindi si arriverà a questo con il consenso comunque della gente, del popolo, ma comunque tardi, perché così sarà un lockdown più lungo. Invece magari se si fosse ragionato in maniera più pragmatica, più razionale e meno demagogica, forse le cose si sarebbero potute gestire diversamente. Però attenzione, perché sennò sembra sempre che diciamo su alla nostra povera Italietta. Cioè, io vedo che comunque negli altri paesi europei fondamentalmente hanno fatto le stesse decisioni con lo stesso ordine e grado
in base a quando avevano i contagi di quel tipo lì, voglio dire, quindi vediamo che è un problema proprio in questo momento, secondo me, delle democrazie rispetto alla pandemia, problemi che non ha avuto la Cina, voglio dire, perché lì non fanno prigionieri, come si suol dire, no? Certo. Esattamente, condivido in Invece, pieno. veniamo alle faccende di casa nostra, di Verona, anche se Mario ci parla da Milano, ma è un veronese doc, quindi insomma gli interessano e gli stanno a cuore tanto quanto a noi. Guarda caso, Verona è la città del Veneto con in questi giorni il peggior dato sui contagi e adesso non voglio fare collegamenti che non mi competono, però 2 settimane fa ci sono state alcuni assembramenti, alcuni autorizzati in Piazza Bra con i commercianti di Verona a protestare per i provvedimenti del governo. La sera di mercoledì di 2 settimane fa c'è stato quel famoso corteo che poi è sfociato addirittura in alcuni scontri con la polizia, lo ricorderete. A distanza di 10-15 giorni i dati di Verona sono i peggiori della regione. Io non so se questi due fattori sono come dire, collegati, di certo però forse non andavano fatti. Fra l'altro lo dico anche perché per venerdì è previsto un nuovo, sempre a Verona, sempre in città, un nuovo assembramento dei gilet arancioni, quelli del generale Pappalardo, che a Milano a giugno avevano radunato migliaia di persone. E adesso io non so se sia il caso di parlarne o meno, perché non è ancora sicuro che ci sarà questo assembramento, però indubbiamente in una situazione come quella attuale, in cui si sta già drammaticamente affrontando dal punto di vista sanitario questo Covid-19, queste persone che continuano imperterrite ad assembrarsi, vuoi per protestare legittimamente, ma vuoi anche per negare quella che è la situazione attuale, indubbiamente stanno creando ancora ulteriori problemi. Guarda, visto che voi siete a Verona, quindi avete sicuramente un polso migliore, comincio io in breve, così poi avete modo di smentirmi completamente. No, sto scherzando, ma insomma, una sciocchezza da fuori. Ma insomma, da quel che ho visto io, voglio dire, nelle scorse settimane, adesso a parte la sciagurata manifestazione, ma nelle scorse settimane sono stati chiusi giardinetti, panchine e sono state lasciate aperte le piazze dove classicamente avvengono anche in modo meno clamoroso, però comunque insomma classicamente avvengono le concentrazioni di persone, non dico proprio gli assembramenti, ma sicuramente le concentrazioni di persone. C'è stata una gestione, a mio avviso, piuttosto bizzarra in questo senso. E a me dispiace molto, perché è brutto che a Verona si ripeta quello che è successo già in primavera. In primavera era successo che Verona per tanto tempo sembrava l'isola felice del Veneto. Poi improvvisamente era balzata, schizzata ai record dei contagi. E la stessa cosa sta avvenendo adesso. Voglio dire, perseverare è diabolico. Cioè, cosa è successo, diamine? È vero che allora c'era il problema anche delle RSA, per carità, però forse anche adesso bisognerebbe andare a mettere un pochettino il naso anche nell'ambiente ospedaliero, sanitario e anche, perché no, delle RSA. Cioè, essere un po' più vigili, anche a costo di ammettere che le cose non vanno bene. Ecco, no? Anche a costo di dire, ragazzi, qui bisogna veramente darsi una bella regolata. Pure Zaia l'ha fatto, voglio dire. Zaia è da settimane che fa gli appelli ai veneti dicendo guardate che così non va bene e poi è colpa vostra. A Verona non ho sentito nessuno fare di questi discorsi e mi sarebbe piaciuto sentirlo. Riguardo le manifestazioni, io con un pezzo su Eraldo mi sono già espresso sulla passata manifestazione e poi mi viene un fegato così, perché mi piacerebbe tanto che la mia città finalmente, una volta per tutte, dimostrasse di avere degli anticorpi rispetto a certe persone, rispetto a certe pieghe di estremismo politico che non solo trovano come dire, tolleranza, ma continuano a trovare il nido caldo in questa città e questa cosa non deve avvenire veramente. Poi adesso sento dire che è in programma una manifestazione con queste stesse persone che hanno dato luogo ai disordini l'altra volta e in più i gilet arancioni, beh insomma,
Ecco, davvero non è che voglio di parlarne, perché nel momento in cui a Verona stanno esplodendo i contagi Covid, vedere in piazza questa gente, veramente mi vengono i brividi, mi vengono davvero i brividi. Io penso che sia, se ci sarà, ci sarà, cioè credo che sia una manifestazione oltre che fuori luogo, anche fuori dal tempo, nel senso che sarebbe da capire quanto seguito potrebbe avere, cioè in questo momento l'opinione pubblica non la capirebbe. Se invece la manifestazione pacifica degli esercenti e dei ristoratori, e poi purtroppo quella non pacifica insomma, di qualche settimana fa, comunque in qualche maniera erano state capite dall'opinione pubblica in quel momento storico lì, sono passate comunque dei giorni, delle settimane, è cambiato il mondo. Oggi secondo me non sarebbe più capito, soprattutto prima ancora di dire se è giusto o sbagliato non sarebbe capito. Poi ecco, anche queste manifestazioni, insomma, che sappiamo anche di che target politico sono, insomma, non è indubbio che quella dei giletti arancioni, c'è comunque la destra radicale. Mi sembra anche che anche questo confermi in qualche modo come le istanze, tra virgolette, identitarie, sovraniste, siano abbastanza fuori dal tempo, ecco, perché mentre quando protestavano per gli immigrati, una parte di opinione pubblica c'era sempre, che comunque in qualche maniera simpatizzava, abbozzava, occhieggiava, eccetera. Adesso comunque anche le persone più, tra virgolette, moderate di area, centrodestra, una cosa così non la possono capire. Ecco, quindi si capisce anche da qua la difficoltà poi politica di questi movimenti nel cercare di cavalcare un malcontento che sì, sicuramente c'è da parte della popolazione, perché a nessuno piace stare in casa o chiudere l'attività, ma comunque sono proteste che, per quanto ci sia questo malcontento, non vengono capite, figuriamoci se vengono approvate. Quindi mi sembra un po' un abbaiare alla luna di un mondo politico abbastanza radicale e anche periferico, che francamente in questo momento storico ha poco se non nulla da dire. E io me lo auguro, sono un pochettino meno ottimista sotto il profilo di Francesco, nel senso che io purtroppo colgo sempre nella nostra città, ma anche altrove, ma soprattutto nella nostra città, perché di quello che si parla, alla fine, come dire, qualche ammiccamento di troppo dalla politica propriamente detta nei confronti di questi personaggi, ecco. E poi un accenno, insomma, purtroppo, e dico purtroppo perché guardate, nel nostro paese, non solo nel nostro paese, c'è bisogno di una destra, come dire, interessante, ecco. Ce n'è assolutamente bisogno. E io trovo che in questo momento, soprattutto, parlo della nostra città, ma insomma sarebbe esportabile anche altrove, questa destra è esplosa. Questa destra esplode la mattina e viene ritenuta insieme la sera con i cerotti. Voglio dire, qualcosa dovrà accadere qualcosa che riporti la politica anche di destra, in questo caso perché di quella che stiamo parlando, nei ranghi di un dibattito utile, di un atteggiamento coerente, ecco. Nella nostra città io leggo, perché vi ripeto, da alcune settimane che sono qui in Lombardia e ci rimarrò per altre, almeno per altre 2 o 3 settimane, viste le condizioni. Ma io leggo, ad esempio, di Forza Italia che passa all'opposizione. Siamo veramente in una situazione di frantumazione, ecco. La frantumazione è bella se poi porta a delle nuove formule, ci mancherebbe altro. Ma queste nuove formule si vedono? Si intravedono all'orizzonte? Ma io ho dei dubbi. Beh, adesso sì, qua adesso servirebbe una puntata solo per parlare delle divisioni che ci sono nel centro-destra veronese. Che... Un po' fuori tema. No, sai cos'è? Che indubbiamente, però è anche vero che... Mi avete ingolosito.
No, sicuramente ne parleremo in una delle prossime puntate, anche perché spaccature ci sono nel centrodestra veronese, ma ci sono anche nel centrosinistra, per cui... Ma quelli sono campioni. Campione. Sono i capi delle divisioni, voglio dire. Infatti, Fa più notizia che ci sia una destra, dai, diciamo, mettiamo così. No, è vero, però siccome insomma manca poco all'inizio del 2021, diciamo, speriamo che questo 2020 si porti via con la sua fine anche un po' tutti i problemi che ci ha portato, anche se ovviamente è un po' utopistico pensarlo, però al di là di questo per il 2021 si cominciano a intravedere le amministrative del 2022, quindi i discorsi delle spaccature sono sicuramente importantissimi e cominciano a diventare di strettissima attualità e sicuramente... Poi chiudo parentesi, la scelta di Forza Italia a cui accennava Mario Certo. è la prima schermaglia in vista di Verona 2022, non è stata una scelta isterica oppure ma è stata molto pesata, molto ragionata. Però sai, sul discorso Verona, amministrazione, pandemia, a me ha colpito invece quello che ha dichiarato ieri, insomma era oggi sui giornali Sguarina, no? Che si parlava dopo le polemiche sugli assembramenti, insomma, del weekend, no? In centro e quant'altro. E lui diceva, insomma, perché uno dice, vabbè, ma se ci sono quello che dico io è se ci sono i bar e i ristoranti aperti fino alle 18, è evidente che poi la gente in centro o nelle zone dove ci sono queste attività aperte ci vada, no? È comunque legale al momento perché non siamo in lockdown e quindi Sguarina diceva sarebbe da chiudere, sostanzialmente la dico in soldoni, da chiudere le piazze, quelle vie, ma non si può perché ci sono le attività. E qua riflettevo proprio sul, ancora una volta, il contrasto tra quello che sarebbe da fare, quello che le ragioni dell'opportunità di quello che sarebbe giusto fare con le ragioni legittime e comprensibili dell'economia. Cioè, vedete che non se ne esce, per questo poi si arriva al lockdown, perché finché non costringi e magari qualche entità superiore si assume l'onere di deciderlo, alla fine anche chi governa il territorio gestisce un po' e da un lato la morale, il moralismo contro il cittadino perché fa assembramenti, però guai ad assumersi l'onere di alcune decisioni, guai perché attenzione che poi queste decisioni magari ti fanno anche togliere quel consenso, quel poco che ancora ti è rimasto. E allora, bello, le solite critiche il popolo che critica il popolo, oppure la classe politica che critica il popolo. No, cioè, dovrebbe essere di solito il contrario in una democrazia. Cioè, ci sono assembramenti, guai, siete irresponsabili, e allora vieta qualcosa, no? Perché se la gente, cioè, la persuasione cara a Gramsci, no? Che sognava l'uomo nuovo, purtroppo è morta con Gramsci. Ecco, figurarsi se la può fare Sguarina che non ha neanche un etto della capacità intellettuale di Gramsci. Comunque, Francesco, perdonami un istante solo, Francesco ha detto una cosa molto interessante, sulla quale varrebbe la pena anche qui di fare tutta un'altra puntata. No, ha parlato, attenzione, ha detto una cosa veramente notevole, ha parlato di popolo contro popolo, ecco. Questo è un dato molto importante, di fronte al quale bisogna chiedersi, primo, è una condizione indotta consapevolmente dalla politica oppure è un incidente nel quale siamo andati a tuffarci? Oppure ancora è un vizio del popolo quello di essere disponibile anche ad andare contro se stesso? Secondo me va fatta un'analisi in questo senso. Ecco. Sicuramente. Così come, riallacciandomi anch'io a quello che diceva Francesco, se tu continui a spostare l'asticella, continuando a dire questo sarà l'ultimo weekend di libertà, questa sarà l'ultima serata di libertà, le persone inconsciamente tendono, fra virgolette, a sfruttare quell'ultimo weekend di libertà e inevitabilmente si creano degli assembramenti. Poi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo sul buon senso o meno, però indubbiamente, come dice giustamente Francesco e Mario, tu confermi, è la politica che si deve assumere la responsabilità per la quale è stata nominata. No, ma perché Ernesto, scusami, non voglio polemizzare, che insomma, però
Io in questi giorni ho visto delle insegne in alcuni bar, in alcuni pub, venite qua che fino alle 18 si mangia, si beve, cioè tradotto come diremmo noi a Verona, feston, no? Cioè, poi sono gli stessi che vanno in piazza, una parte politica soprattutto, ma più o meno tutta la politica li difende. E allora vedi che è un cortocircuito. Io non critico nessuno, anzi io il sindaco per certi versi lo capisco, perché lui si trova anche lui tra due fuochi e nessuno vorrebbe essere al posto suo in questo momento, quindi per carità, però purtroppo noi vediamo che c'è purtroppo anche una sorta, se vuoi, di irresponsabilità estetica, perché mettere una lavagnetta fuori da un bar, venite che fino alle 18 si beve e si mangia, evita. Almeno evitiamo quello, lavorate, ma facciamolo in un certo modo, perché vedi che allora si crea tutto questo circuito tra cittadini, responsabilità individuale. Ma cosa stiamo parlando di responsabilità individuale quando chi è aperto fino alle 18 cerca di fare cassa il più possibile? Insomma, ognuno di noi potrebbe raccontare se è entrato in un bar, in una tabaccheria, in qualcosa, che c'erano comunque degli aperitivi anche alle 2 del 3 del pomeriggio, tutti ammassati con la mascherina giù. Però guai a dirlo, no? Perché se no quasi si rischia di guai, troppa morale, no? Quindi però vediamo che c'è questo cortocircuito, inutile che ce lo nascondiamo, e chi ha delle responsabilità pubbliche, chi fa politica, fa anche fatica poi a uscire un po' da queste contraddizioni. Ma è la logica del consenso di cui siamo impestati, fra virgolette. Paradossalmente la Merkel in Germania, che ha già dichiarato non si candiderà per un prossimo mandato, è più libera di prendere anche le decisioni impopolari che comunque in Germania hanno in ogni caso accettato con più di maggior buon grado rispetto a quello che è successo in Italia, anche se anche lì ci sono state proteste con migliaia e migliaia di persone a Berlino e non solo. Siamo arrivati quasi all'ora di trasmissione. Io non so, vi chiederei un'ultima risposta allora alla domanda: è morto questo sovranismo? Abbiamo deviato un po' anche sul discorso Covid, ma indubbiamente era connesso. Forse è molto presto, ancora troppo presto per recitare il De Profundis, però forse una piccola spallata è stata data, questo almeno lo possiamo dire. Guarda, io ti rispondo in maniera telegrafica. Nel 2016 ero a bere il caffè con un grosso dirigente politico del centrodestra italiano e mi disse, prima delle elezioni americane del 2016, mi disse: se vince Trump noi andiamo al governo. Poi questa persona e il suo partito sono andati al governo nel 2018 nel famoso governo giallo-verde. Ecco, per la proprietà transitiva io posso dire che chiaramente la sconfitta di Trump chiaramente segna un grosso problema per un'area politica. Insomma, gli Stati Uniti da sempre fanno tendenze, insomma, non è un paese come gli altri. Non per niente noi le elezioni americane le seguiamo sempre con grande, giustamente, attenzione. Quindi secondo me per la proprietà transitiva per loro sarà un grosso problema. Attenzione, non sarà un problema che possa tornare al governo un centrodestra, però come diceva anche Mario, un centrodestra che comunque quantomeno si riformi, ecco, con delle istanze forse un pochettino meno sovraniste e un pochettino più liberali. Sì. Grazie, Mario. Anch'io telegrafico, è molto sovranismo? No, ma non sto tanto bene. Ecco. Va bene, vi ringrazio, grazie Francesco Barana, grazie a voi, Mario, ciao, grazie Ernesto. A voi, ciao a tutti. E continuate a seguirci sia sul nostro sito www.eraldo.it sia con le nostre dirette di Succede alle 21 sul sito e su Facebook e anche Twitter e Instagram troverete tutte le informazioni per i prossimi appuntamenti. Buona serata e grazie ancora a tutti. Arrivederci, ciao a tutti.